Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. A Fontanarossa si lavora per il ritorno alla normalità, ma continuano le polemiche sulla gestione dell'emergenza. Tra cancellazioni, dirottamenti in altri aeroporti e ritardi, restano ancora tanti disagi per i viaggiatori. Torna l'allerta caldo nelle prossime ore. Catania e Palermo sono segnalate con l'allerta arancione, bollino rosso invece per chi prova a mettersi in viaggio per le vacanze. Il presidente Sergio Mattarella a Palermo per ricordare Rocco Chinnici, poi la visita alla chiesa di Santa Maria di Gesù colpita dagli incendi dei giorni scorsi, una ferita aperta, dice l'arcivescovo Lorefice. Dopo i blackout di energia elettrica in arrivo l'ondata di richieste di risarcimento danni, in tanti si rivolgono alle associazioni dei consumatori e intanto potrebbe accogliere la richiesta dei commercialisti siciliani di rinviare di un mese la data delle tasse di luglio. Zucchero in Sicilia, stasera il primo dei 3 concerti al Teatro Greco di Siracusa, ieri grande successo alla Valle dei Templi di Agrigento. Calcio, si sta per concludere la prima settimana di ritiro del Catania Zafferana Etnea, si lavora ancora sul mercato a caccia di un portiere, di un centrocampista e di un attaccante centrale. Ancora buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo subito una notizia dell'ultima ora. I tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano sono intervenuti per il soccorso di un turista di nazionalità francese colto da malore durante un'escursione di gruppo sull'Etna insieme alla famiglia, a quota 2750 metri sul livello del mare, sopra gli impianti turistici del rifugio Sapienza, il versante sud dell'Etna. Nonostante l'immediato intervento del medico e le successive procedure di rianimazione ad opera dell'equipaggio del 118 intervenuto sul posto, per il turista francese non c'è stato nulla da fare, quindi è deceduto. Ci occupiamo adesso dell'aeroporto, ancora lontana la normalizzazione dello scalo Fontanarossa, parzialmente bloccato dopo l'incendio dello scorso 18 luglio. Ci fa il punto Lorena Dolci. Riapertura a piccoli passi, ma nessuna data certa per il ritorno alla normalità dell'aeroporto di Catania, ancora in panne dopo l'incendio del 16 luglio scorso. Il piccolo terminal, la tensostruttura in corso di allestimento da parte dell'aeronautica, sarà consegnato il 1° agosto. Da martedì, dunque, i voli in arrivo e in partenza aumenteranno a 14 l'ora, sempre la metà di quelli a regime in questa stagione. Tutti gli altri continueranno ad essere dirottati sugli scali alternativi. Nel frattempo, dalla SAC fanno sapere che proseguono i lavori di bonifica del Terminal A da parte della ditta incaricata di eliminare ogni traccia di fumo, mentre è aumentato il numero delle navette gratuite messe a disposizione per i transfer da Trapani soprattutto, ma anche da Comiso e Palermo. Fin qui il cronoprogramma, ma restano ancora tanti buchi neri nella gestione di questa emergenza che il sindaco di Catania Trantino, ma non è l'unico, ha definito approssimativa. In Parlamento il PD chiede al ministro Salvini di commissariare la SAC, mentre il ministro delle imprese Adolfo Urso incrocia le spade con il presidente Schifani nella sua richiesta di chiarimenti. Se la SAC non ha ancora risposto, legge il suo amministratore Nico Torrisi, arriva invece la nota dettagliata dell'ENAC. Un dossier ancora top secret finito sul tavolo di Regione e Ministeri che fornisce le prime risposte su modalità e tempistica di riapertura dello scalo, ma anche ad esempio sugli interventi di ripristino del Terminal Morandi. Già la vecchia aerostazione, perché non è stata subito riaperta, si chiedono in tanti, invece di buttare sulle spalle dei passeggeri i disagi di ritardi, cancellazioni e trasferimenti? E poi c'è l'inchiesta della Procura di Catania che ha nominato 2 periti per verificare le cause del rogo partito dal cavo di una stampante, ma anche eventuali ritardi ed omissioni nella gestione. In ballo ci sono anche 100 milioni di euro di danni, secondo le prime stime, richieste di risarcimento che potrebbero arrivare da compagnie aeree e passeggeri. Una bimba è caduta da un balcone del primo piano di un palazzo da un'altezza di 5 metri circa in Corso dei Mille a Palermo. La piccola, nata in Germania dai genitori palermitani, è in codice rosso all'ospedale di Cristina. Sul posto è intervenuto il personale del 118, momenti di tensione durante i soccorsi. Un infermiere e un medico sono stati picchiati, l'ambulanza sarebbe stata circondata e colpita con calci e pugni da parenti e amici della bambina, ritardando così i soccorsi. Sull'accaduto sta indagando la polizia.
Da domani torna l'allerta per le ondate di calore. Catania e Palermo sono segnalate come allerta arancione, bollino rosso invece per chi è in partenza nel fine settimana. Stop ai mezzi pesanti, traffico intenso in Sicilia. Il servizio. La tregua sembra essere terminata. Da domani le previsioni parlano dell'arrivo di un'altra ondata di caldo con bollino arancione per Catania e Palermo insieme ad altre 8 città italiane. Lo stato di preallerta indica che possono esserci temperature elevate e condizioni che possono avere effetti negativi in gruppi di popolazione suscettibili come anziani e bambini. L'avvertenza è quella di prestare sempre molta attenzione anche perché a luglio si è registrato un incremento della mortalità associata ai giorni di ondate di calore al sud, più 2% con Catania e Palermo tra queste città, ed a Catania sono state centinaia le persone, tra cui anche alcuni senza fissa dimora, che hanno usufruito dei locali climatizzati approntati nel centro Le Ciminiere, dove hanno trovato 2 pasti gratuiti al giorno e accoglienza e protezione nelle ore più difficili in cui si sono raggiunte temperature elevatissime. E l'ultimo fine settimana di luglio coincide anche con il primo vero esodo estivo per le partenze di breve e lunga permanenza. La viabilità complessivamente nel paese è da bollino rosso già dalla mattinata di sabato e la Sicilia ha diversi punti sulla rete autostradale in cui prestare attenzione. In particolare le arterie più interessate dal traffico per l'esodo sono le autostrade Palermo-Catania, la Messina-Catania, la Palermo-Mazzara del Vallo, la tangenziale ovest di Catania e le loro diramazioni e raccordi, oltre che la Alcamo-Trapani con la diramazione per Punta Raisi. Da domani mattina entrerà in vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. Per un viaggio informato, le notizie su esodo estivo e viabilità sono disponibili sui siti ed i canali social di ANAS, di Autostrade Siciliane e del CIS Viaggiare Informati. Il numero verde del pronto ANAS è 800 841 148 con un operatore H24 dal quale è possibile avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Adesso parliamo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è stato a Palermo, ha prima presenziato un seminario in memoria di Rocco Chinnici, poi ha visitato la chiesa di Santa Maria del Gesù, pesantemente danneggiata dagli incendi. Il servizio è di Marco Gulla. Una ferita aperta. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi a Palermo per presenziare ad un seminario alla memoria di Rocco Chinnici, ha chiesto di visitare la chiesa di Santa Maria di Gesù, pesantemente danneggiata dagli incendi che hanno colpito il capoluogo. Una chiesa di grande importanza. Prima dell'incendio erano custodite le spoglie di San Benedetto il Moro, andate distrutte, copatrono di Palermo. Ma anche perché nel cimitero accanto sono sepolti i Florio. Il capo di Stato è impietrito dinanzi a quel che resta della chiesa. Ma perché si vede ci sono degli alberi bruciati e quello accanto no, cioè dipende il vento, quello che trasporta. Sono dei giorni di inferno, Presidente. Mattarella, prima di recarsi alla chiesa di Santa Maria di Gesù, ha presenziato un seminario in memoria del 40° anniversario dell'uccisione per mano mafiosa del giudice Rocco Chinnici. Per il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, il metodo di Chinnici era innovativo, ancora persistente nonostante siano passati tanti anni. Una giornata ricca di importanza per il figlio di Chinnici, oggi presente al seminario. È nato tutto qui, è nato 40 anni fa al piano di sotto, all'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, quando papà Rocco Chinnici diventò capo dell'ufficio istruzione. Papà comprese che per contrastare un fenomeno che era sempre più grave, sempre più violento, sempre più potente e anche eversivo, era necessario creare un gruppo di giudici specializzati. Sulle discussioni di cambiare la riforma della giustizia e del concorso esterno, il figlio di Rocco Chinnici risponde così. Io credo che tutto il percorso che è stato fatto in questi anni, che sono stati anche costellati da fatti drammatici come le ben note uccisioni, ma anche il sacrificio di uomini che magari sono meno conosciuti e meno ricordati. C'è un patrimonio in quel sacrificio che certamente non può essere oggi dimenticato. Dopo i blackout elettrici di questi giorni, gli utenti preparano le richieste di risarcimento. Confconsumatori spiega quali rimborsi spettano agli utenti rimasti privi del servizio. Marco Carli.
Inondati dalle richieste di risarcimento, le associazioni dei consumatori fanno sapere che sono già tantissime le denunce pronte da parte dei cittadini che hanno subito un disservizio nell'erogazione dell'energia elettrica in questi giorni tremendi. Una pioggia di richieste non ancora stimabile definitivamente, perché altre se ne aggiungeranno, visto che i fatti sono purtroppo drammaticamente recenti. Consumatori dunque dà l'idea di cosa può succedere adesso. L'indennizzo è dovuto e spetta all'utente per il solo verificarsi del fatto, cioè dell'interruzione del servizio. E la somma è già predeterminata. Diversa la situazione per quanto riguarda il risarcimento dei danni, che sempre secondo Confconsumatori spetta ugualmente, ma va dimostrato. Portiamo un esempio: se è stato danneggiato un elettrodomestico e quindi è necessario ripararlo, la fattura deve essere quanto più analitica nella descrizione dell'intervento effettuato per la riparazione. Se invece l'elettrodomestico è stato irrimediabilmente danneggiato e quindi deve essere sostituito, la fattura di acquisto di quello nuovo è conservare quello vecchio danneggiato. C'è poi la questione degli alimenti andati a male per il mancato funzionamento dei frigoriferi dovuto proprio all'assenza di energia elettrica. Se vi è addirittura la possibilità di reperire gli scontrini del supermercato oppure del macellaio, della pescheria, questo bene. In ogni caso la prova delle foto che si hanno dei generi alimentari prima di buttarli, e questo può essere utile per la prova. In ogni caso bisognerà poi inoltrare una lettera con cui si chiede questo danno e capire cosa risponderà la società. E il MEF, proprio a questo proposito, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto sapere che il governo, una volta definite con precisione le zone interessate dalle calamità, si farà carico delle esigenze dei cittadini e delle imprese danneggiati dagli eventi naturali eccezionali e imprevedibili che hanno colpito alcune zone d'Italia. E sul fronte tasse invece i commercialisti siciliani, dopo i disagi legati al blackout, avanzano la richiesta di posticipare di un mese, ad agosto, quindi le scadenze di fine luglio. Ce ne parla Angelo Gagliano. Considerate le calamità naturali e non solo, c'è la possibilità che le scadenze prossime legate al pagamento delle tasse possano essere posticipate? Ma noi come commercialisti crediamo veramente di sì, anche perché il nostro Presidente del Consiglio nazionale già ha fatto istanza al Vice Ministro Leo e al Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, perché nei nostri studi ci sono stati grandi problemi, proprio sia studi in Sicilia sia studi in Lombardia, con le ultime calamità naturali che ci sono stati. E chi sono i soggetti, le persone fisiche, ma anche le aziende che possono chiedere eventualmente una dilazione? Allora, la richiesta è stata fatta un po' per tutti i contribuenti. Consideriamo che la scadenza era il 31 luglio, che era il termine ultimo per il pagamento dell'autoliquidazione dei modelli dichiarativi. La richiesta è di spostare questo termine del 31 luglio alla prima scadenza utile, che in questo momento è il 21 agosto, quindi uno spostamento di 20 giorni per dare la possibilità ai colleghi di completare gli adempimenti e quindi consegnare ai propri clienti, persone fisiche e imprese, il pagamento da effettuare. Per il contribuente comunque si tratta di sommare un doppio pagamento, in sintesi. Certo, perché già il 21 agosto noi ci troviamo a dover pagare l'IVA, per esempio per i trimestrali di aprile, maggio e giugno, o per i mensili dell'IVA di luglio, oltre ai contributi inerenti artigiani e commercianti o i contributi per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, quindi significa un assommarsi a già le scadenze ordinarie. Adesso un'altra notizia appena arrivata in redazione, curiosamente un altro bambino, questa volta un maschietto, dopo la bimba tedesca del pomeriggio, è caduto dal balcone a Palermo. È successo questa volta in via Ettore Ximenes al quartiere Borgo Vecchio. Il piccolo di 1 anno e mezzo è caduto dal primo piano mentre si trovava insieme ai parenti. Sono intervenuti i sanitari del 118 che l'hanno portato in pronto soccorso all'ospedale di Gristina in codice rosso. Il bimbo è cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Non si può morire di lavoro, questo è il grido di allarme di CGIL e UIL per fermare la spirale delle morti bianche. Mancano gli ispettori, è impossibile lavorare con le condizioni estreme di calore. Sit-in in 9 capoluoghi siciliani. Il servizio.
Non si può morire di lavoro nel 2023. Lo hanno gridato a gran voce i rappresentanti di CGIL e UIL, che hanno promosso sit-in nei 9 capoluoghi della Sicilia, ancora scossi dall'emergenza incendi. Sotto la prefettura di Catania si sono dati appuntamento decine di lavoratori che, insieme ai sindacati, hanno chiesto un cambio di passo per arginare il fenomeno delle morti bianche, oggi in preoccupante crescita. CGIL e UIL sollecitano sicurezza nei cantieri, nei capannoni, nei campi e in ogni luogo di lavoro. Un documento è stato consegnato al prefetto dai segretari generali etnei delle 2 organizzazioni sindacali, Carmelo De Caudo ed Enza Meri. Vogliamo più sicurezza nei luoghi di lavoro, perché la sicurezza è una speranza per vivere meglio all'interno delle aziende di dove si lavora. In Sicilia non si è fatto niente neanche per i colpi di calore, mentre in Puglia da 3 anni c'è questa legge, quindi chiederei a Schifani di intervenire, perché mi pare che c'è poco interesse e non si può morire di lavoro nel 2023. CGIL e UIL ribadiscono l'allarme per lo shock termico durante lo svolgimento delle attività lavorative in luoghi ove non sia possibile mitigare i rischi connessi alla esposizione al caldo estremo. A tal proposito chiedono l'immediata emanazione di un'ordinanza regionale per la sospensione di tutte le attività dalle 12 alle 16 in caso di allerta a ondate di calore, l'attivazione anche di tavoli permanenti territoriali per il monitoraggio e verifica statistica dell'applicazione normativa vigente. Assistiamo in questi giorni a diversi aspetti di una Catania in ginocchio, con migliaia di famiglie stremate dall'assenza di luce e acqua, ma c'è anche una mobilitazione di aiuti, come quelli della Caritas, dove è arrivata una volontaria d'eccezione, la cantante Malika Yan, che abbiamo incontrato mentre serviva i pasti. Eva Spampinato. Ha voluto dare il suo contributo, aiutare, essere vicina ai disagi e alle difficoltà che i catanesi stanno vivendo in questi difficilissimi giorni e che lei stessa ha toccato con mano atterrando a Catania. Malika Yan, una delle voci più belle della musica italiana, avrebbe dovuto presentare in città il suo primo libro, ma per rispetto e sensibilità ha ritenuto opportuno annullare l'evento. E così. E leggendo della disponibilità degli spazi da parte dell'amministrazione comunale alle Ciminiere, che è il primo posto in cui io sono stata a Catania a cantare ormai 15 anni fa, e ho pensato di venire a curiosare sul come la città si rende utile per la città, e quindi inevitabilmente sono capitata qua ed è stato istruttivo, devo dire. L'artista milanese si è unita ai volontari della Caritas, che in questi giorni hanno raddoppiato i loro sforzi per sopperire anche alle esigenze di quanti non avevano acqua e luce in casa e hanno usufruito dei pasti della Caritas diocesana negli spazi delle Ciminiere o qui nella mensa di Viale Africa. Non è tanto un pavoneggiarsi perché si fa qualcosa di buono, ma andare a scoprirlo perché più persone possibile possano poi a loro volta fare. Sicuramente non impacchetteranno mai come ho impacchettato io oggi, questo mi dispiace per tutti, però ecco, fare qualcosa a loro volta, non perdere quella speranza, perché potremmo essere noi quelli che si trovano all'improvviso ad avere bisogno di aiuto. In cucina Malika ha contribuito ad impacchettare le porzioni di pasta e pane per quanti ieri, ed erano tanti, hanno trovato un luogo sicuro per consumare la cena in compagnia. Un servizio mensa quotidiano ha il principale obiettivo di intercettare altre forme di povertà tramite un dialogo, tramite la possibilità di potersi sedere e condividere un pasto. La cantautrice è diventata un piccolo amplificatore di generosità e buone notizie. Beh, complimenti a Malika Yan. Ed è tornato in Sicilia con il suo nuovo tour Zucchero Sugar Fornaciari, il primo dei 3 concerti al Teatro Greco di Siracusa. Ieri invece grande successo alla Valle dei Templi di Agrigento, e ce ne parla Davide Sardo. Grande successo ad Agrigento per la prima data siciliana del 2023 del World Wild Tour di Zucchero Sugar Fornaciari. Nella splendida cornice del Teatro della Valle dei Templi a Piano San Gregorio, Zucchero ha dato vita ad un ricco ed energico show di oltre 2 ore e mezza in cui ha divertito ed emozionato il pubblico con i suoi più grandi successi incastonati in una scaletta da brividi. Sold out per la prima del concerto siciliano del cantante reggiano, un pubblico eterogeneo, un incontro tra generazioni, quello che si poteva ammirare in platea e sulle tribunette. Zucchero è un artista internazionale molto bravo. Quale canzone ti piace maggiormente di Zucchero? Ma svariatissime. Baila Morena. Che
che fa come? Baila, baila morena, sotto questa luna piena. Ad accompagnarlo sul palco una super band internazionale composta tra gli altri da Polo Jones, K. Dyson, Peter Vettese, Mario Scliro e Adriano Molinari. Zucchero sarà in concerto stasera, domani e dopodomani al Teatro Greco di Siracusa, dove anche lì è già sold out. Ci fermiamo per una piccola pausa, poi il calcio. Bentrovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio, parliamo del Catania. Il tecnico Tabiani fa il punto dopo quasi una settimana di lavoro e in attesa dei rinforzi che arriveranno dal mercato, con il portiere al momento in primo piano. Marco Carli. Quasi una settimana di lavoro per il Catania, ancora poco per vedere cosa succederà nel futuro, anche perché la rosa, lo sappiamo, va ancora completata, ma già abbastanza per capire come Tabiani stia già provando a plasmare la sua creatura, e potrebbe avere ancora più tempo visto l'ipotesi di partenza ritardata del campionato di C. Intanto queste le prime impressioni del tecnico. Tutto positivo, i ragazzi stanno andando forte, si divertono, lavorano con grande intensità e mi rendo conto che abbiamo una squadra con grandissima individualità. Adesso dobbiamo lavorare a mettere il collettivo nelle individualità e penso che ci potremmo divertire. Tabiani non si sbilancia sul mercato, ha dato delle indicazioni, ma attende gli ultimi rinforzi, sapendo che la società sta lavorando per rendere ancora più competitivo l'organico. Intanto ci sono anche i tifosi che con il loro calore, nonostante le porte chiuse, hanno già conquistato il tecnico. Già l'altra sera sono venuti i ragazzi a salutarci in albergo e tutti i ragazzi filmavano col filmino, molti mi hanno detto mi sono venuti i brividi, e anche a me, anche se ho una certa età, non è che sono proprio un decrepito, però inizio ad avere una certa età, devo dire la verità che mi ha colpito, era un po' che non vivevo determinate sensazioni e mi ha reso orgoglioso di essere qua. In attesa ci sono i colpi che costituiranno l'ossatura dell'11 di partenza, quelli che insieme a Ladinetti andranno a costituire la spina dorsale della squadra. Vicino il portiere Dini, Furlan, c'è anche Del Frate della Pro Sesto, ma attenzione al colpo a sorpresa. In difesa c'è Golemic, che ha però altri pretendenti, si segue Quaini, mentre Marconi ha definito solo voci, quelle relative al Catania. E poi c'è la punta su cui si lavora da tempo, novità attese la prossima settimana. E adesso una notizia appena arrivata: sfuma il sogno iridato per l'Italia femminile di spada ai mondiali di Milano. La formazione azzurra con le spadiste catanesi Rossella Fiammingo e Alberta Santuccio si è arresa in finale alla Polonia, quindi solo medaglia d'argento. Questa era l'ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà domani mattina alle 7:25 in punto, allora non ci resta che augurarvi un buon proseguimento di serata. Grazie per averci seguito.